Eccoci, buongiorno, ciao ciao, bentrovati, ben ritrovati a questo nuovo ciclo di Le parole del dono, edizione 2021. Ci eravamo lasciati a dicembre con la promessa di ritrovarci e di rivederci. Eccoci qua, ancora in diretta da Fondazione Banca degli Occhi, ore 14 in punto, per parlare di dono, per parlare della donazione di organi e tessuti, per ascoltare storie, per ascoltare esperienze del mondo della donazione, del mondo del dono. E oggi lo faremo con due graditissime ospiti, due donne che hanno accettato volentieri di partecipare alla nostra trasmissione. Prima di collegarci con loro, però, permettetemi, oggi, giovedì 18 marzo, giornata nazionale delle vittime del Covid, oltre 100.000 vittime in Italia, oltre 10.300 vittime nella nostra regione, nel nostro Veneto. Permettetemi quindi un ricordo a tutte le persone che non ci sono più e un abbraccio forte davvero ai familiari, ai loro familiari. Bene, chiusa questa parentesi ma doverosa, vado subito a presentare le nostre due ospiti, ringraziando della loro partecipazione. Abbiamo con noi Gabriella Tizian. Buongiorno a tutti. Eccola qui, Gabriella Tizian. Ciao Gabriella. Ciao, buongiorno a tutti. E Valentina Donadi. Buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno Valentina. Grazie Buongiorno. di cuore a tutte e due innanzitutto di essere qui. Grazie a voi dell'invito. Grazie a voi. Come È un sapete, onore. la nostra trasmissione è, come dire, una piccola pausa caffè dalle 14 alle 14:20 per parlare del mondo della donazione. E vorrei iniziare parlando e dialogando con Gabriella. Gabriella è un'infermiera, lavora al coordinamento ospedaliero trapianti di Vicenza, ha una grandissima esperienza nel mondo della donazione, nel dialogo con i familiari dei donatori e proprio l'altro giorno, parlando con Gabriella e raccontando un po' questo nuovo ciclo di trasmissioni che si caratterizzeranno partendo da una parola relativamente al mondo del dono. Ecco, Gabriella ha detto: ma io vorrei far partire la mia riflessione sul mio lavoro, sulla mia esperienza, sulle tante cose che mi capitano nel mio lavoro quando sono in ospedale, partendo dalla parola autenticità. E allora lascio proprio a Gabriella il partire con questa parola e il commentarla insieme. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Io, come ha detto Enrico, lavoro da 21 anni al coordinamento ospedaliero di Vicenza come responsabile infermieristica dei trapianti. Ho scelto questo lavoro tanti e tanti anni fa perché ho trovato una sinergia tra la professionalità e il cuore, il modo con cui io ho sempre vissuto il lavoro. Diciamo che fra i vari lavori che ho fatto, questo è l'unico lavoro che mi ha dato insieme queste due cose, cioè la possibilità di mettere in campo anche la parte del mio cuore, della mia umanità a favore di persone che si trovano in un momento di difficoltà estrema. Dico autenticità perché alla donazione io ci credo molto. Mi sono iscritta all'AIDO ancora durante la scuola infermieri, avevo 18 anni, allora sull'onda del vogliamoci bene, facciamo di qualcosa per gli altri. Poi invece quando mi sono trovata in prima linea a fare questo lavoro, ho visto, a parte la professionalità che bisogna mettere in campo, la sicurezza con cui viene tutelato il donatore, la famiglia del donatore e il ricevente, e soprattutto l'umanità che si può mettere in campo. Penso che mettersi nei panni di una persona che si trova in un lutto, anche di una persona giovanissima o comunque di un proprio caro, ed avere un accompagnamento e poter dare dignità anche alla morte,
perché penso che la donazione sia dare anche una dignità a una morte a volte anche incomprensibile, un incidente, un suicidio, una morte insomma che magari non si può spiegare, o anche un semplice accompagnamento di un paziente che era oncologico e che comunque può fare ancora la sua parte, dire ancora la sua e far vedere ad altre persone la vita tramite il suo dono. Trovo che questo sia proprio dare dignità anche alla persona, perché siamo abituati a considerare la persona fino alla morte, dopodiché c'è quasi una voglia di silenzio, di non parlare, mentre l'accompagnare la famiglia, proporre questa opportunità e vedere anche che la famiglia da questo trova una grande consolazione a sapere che parte del proprio caro sta proseguendo in altre persone, trovo che sia proprio dare dignità alla morte. Quindi dopo 21 anni mi ritrovo ancora motivata come sempre a portare avanti il mio lavoro e soprattutto tramite l'esperienza con i familiari ho potuto imparare tantissime cose. Io credo che dal dolore di altre persone si possa imparare tantissimo, anche nella propria vita personale. Ecco. Grazie Gabriella. Grazie a voi. Partiamo da questa parola autenticità che hai spiegato davvero molto bene che cosa significa per te. Ecco, vorrei allora adesso coinvolgere anche Valentina Donadi, moglie di Pier Claudio Bonvicini, che è mancato 13 anni fa, giusto Valentina? Sì. Purtroppo in un incidente stradale, sì. Ed era commissario capo del reparto volo di Venezia della Polizia di Stato. Sì. Questa tua esperienza che ci hai un po' raccontato anche così un po' fuori onda, mi ha colpito molto una parola che tu avevi detto, che siete stati molto orgogliosi di questo gesto, cioè di questo gesto di grande solidarietà del volo. Tuo marito, che sicuramente aveva una vista perfetta perché era un elicotterista e dall'alto garantiva la sicurezza a noi cittadini, in qualche modo vive ancora e vede ancora attraverso appunto questo dono. Ecco, lascerei a te magari partire da questa parola, da questo sentimento di orgoglio, per poi raccontare un po' la tua storia. Sì, l'orgoglio c'è perché io penso che lui aveva una vista unica e vedeva delle cose uniche. E quindi quando lui è venuto a mancare e mi è stato chiesto, mi sono venuti a chiedere, qui diciamo che la famiglia di mio marito sono dei medici, per cui magari l'argomento un po' girava sempre, diciamo, come argomento in casa, però sono venuti a chiedermi e ho detto, certamente sì, tutto quello che si può. Certamente lui aveva avuto un incidente stradale, per cui quello che si poteva donare, io sono venuti poi a farmi firmare, mi ricordo benissimo, la mattina dopo i vigili, e con molto tatto sono entrati in casa, quasi avevano un po' paura, io invece ero così felice, dicevo dai, dobbiamo firmare, perché mi sembrava di aver fretta nel fare questa cosa. E lo ricordo bene questo momento, e è ancora un momento che con orgoglio ancora porto avanti, e questo orgoglio mi riempie di gioia. Dopo devo dire che lui, al di là del proprio lavoro e di quello che vedeva, lui aveva fatto il barelliere anche a Lourdes, per cui era una persona che con la parola dono aveva avuto a che fare molto, quindi insomma lo rispettiamo anche in questo suo percorso di vita, fino, come diceva Gabriella prima, non termina con la morte, e io ci credo tanto, poi io sono molto credente, per cui non posso pensare e non penso neanche che termini lì. Gli è stata data questa opportunità e l'abbiamo colta al volo tutti quanti, quindi il fatto che da 13 anni qualcuno vede attraverso gli occhi di Pierre e ci vede anche bene, cioè
lo sfrutta veramente appieno, e per tanti anni questa persona può vedere attraverso. Quindi è una sensazione bellissima, veramente bella, che mi fa commuovere, devo dire. Devo dire di Grazie. sì. Niente. Grazie Valentina. Cioè proprio Allora, la parola passa a autenticità Gabriella. del dono. Prima parlavate di Dimmi, sì, autenticità sì. del dono. Questo è il dono autentico, perché non è un dono non è un regalo che facciamo per l'occasione, perché c'è il sentimento, per tanti motivi. Qua, cioè, questo dono è proprio gratuito e lo viene dato a una persona che tu neanche conosci, ma è che è fondamentale per lui, per cui, o per lei, insomma, per chi è stato. Quindi è proprio autentico questo dono, è proprio trasparente. Se vogliamo tornare un po' agli occhi, è trasparente e traspare solo luce lì, c'è solo la luce, non ci sono ombre. Infatti. Ecco, Vero, in famiglia ne avevate parlato, Valentina? In famiglia ne avevamo parlato perché noi qui, appunto, mio suocero era medico di base, diciamo, mio cognato è tuttora medico di base, per cui c'è sempre stata la medicina. Quando hai medici in casa, insomma, qualcosa di medicina si parla sempre, per cui mio suocero, era medico di vecchio stampo, quelli che andavano ancora nelle case a fare le visite ai familiari, anche dopo l'incidente, queste cose qua, per cui si parlava spesso di questa cosa, ma era dentro di noi, cioè mio marito era credente, non possiamo trascurare questi particolari, insomma, quindi era una cosa che sì, c'era. Certamente, sapete, lui è partito la mattina, io non è che mi aspettassi di non vederlo più. E quindi è partito come al solito, come faceva tutte le mattine, alle 6:15, 6:05 del mattino. Ci siamo anche sentiti con l'ultima telefonata un quarto d'ora prima che lui morisse. Per cui non è che uno si aspetta mai, diciamo, però il parlarne prima e sapere bene, come diceva Gabriella, fare dire due righe, dire due parole aiuta, perché la gente ha bisogno di questi gesti, ne ha bisogno, dobbiamo farli, dobbiamo essere generosi in questo, generosi, perché poi non ce ne facciamo niente delle corne di Pierre dentro in una bara, cosa si fa? Che senso hanno? Hanno senso in una persona che vive. Certo. Sì. Questo se posso intervenire, Enrico, Certo. ecco, mi ricorda quello che ha appena detto Valentina, a parte che mi ha emozionato, perché diamo tutto per scontato, invece una mattina parti e a me questo lavoro ha insegnato a salutare sempre tutti, ogni giorno, a passare tutti i giorni da mia mamma e baciarmela, non in questo momento naturalmente, ma ecco, mi è venuto in mente il telefono anche bene, Gabriella, vorrei dire, perché sai, sempre, a volte anche tra marito e moglie cioè, stride qualcosa, perché è normale nella vita di tutti. Però noi avevamo chiuso bene, io dico sempre che è stata una telefonata unica, potevo anche, siccome si era dimenticato delle cose, come si dice a volte, potevo anche avergli imprecato qualcosa e non l'ho fatto, non so perché, ma non l'ho fatto, credetemi. È importante. E quindi è importantissimo. Mi è venuta in mente l'esperienza che mi ha raccontato un signore che ha avuto, la figlia è deceduta a Roma, una figlia di 14 anni che stava attraversando le strisce pedonali e mi ha raccontato che per lui è stato talmente drammatico anche la modalità in cui gli erano chiesti in un corridoio che in quel momento non se l'è sentita proprio di decidere perché né le hanno dato tempo, questo per dire anche che è importante la modalità con cui si accompagna la famiglia, no? Poi a distanza di tempo purtroppo la moglie ha avuto bisogno di un fegato urgente perché è andata in epatite acuta e lui mi dice sempre: guarda, tu non sai, ci penso ogni giorno al fatto di aver detto di no per mia figlia perché mi hanno preso alla sprovvista senza accompagnamento
e mi sono sentito in colpa per anni, perché poi la moglie purtroppo è mancata perché il fegato non è arrivato in tempo, e si è sentito doppiamente in colpa, perché ha detto: se me l'avessero spiegato e detto come opportunità e spiegato anche con che cura e con che accompagnamento, l'avrei fatto assolutamente volentieri. E quindi è importante anche parlarne, perché pensandoci prima comunque i nostri familiari possono sapere anche come la pensiamo, insomma. Certo. Ecco. Ecco, a me è piaciuto molto anche quel passaggio, Valentina, che dicevi proprio in trasparenza, no? Ah, sì. E questi termini insomma, di grande, anche questo gesto di grande solidarietà e anche un senso che forse attenua anche un po' la rabbia che magari ti può arrivare di un evento così avverso e così impensabile nella nostra vita. Ecco, la vita è veramente un dono che va vissuto ogni giorno, quasi ogni minuto, direi. Ogni minuto. Quasi ogni minuto. Quasi ogni minuto. Però il dono continua, secondo me, vedi, in quello che tu puoi fare. Certo, l'approccio giusto, come diceva Gabriella, ci vuole, perché non sempre siamo lucidi in quel momento, ma non è per colpa, è proprio la nostra mente, per cui magari parlarne prima può aiutare e a volte essere anche duri, cioè dico, no duri, ma razionali in questo, razionali. E dire le cose come stanno, perché metti in chiaro le cose. Certo. È solo una bellezza, è solo bellezza quello che possiamo fare dopo. Non c'è niente di brutto in questo, solo bellezza, è quella che possiamo regalare, solo bellezza. Solo bellezza. Certo. E gesti buoni, che abbiamo bisogno di gesti buoni in questo momento, poi in modo particolare, ma sempre, perché poi le persone hanno necessità di organi. Pier li trasportava con un elicottero, per cui insomma Sì, ci raccontavi, è vero. è chiaro che insomma lo sapevamo questo. Con l'elicottero lui ha fatto tante cose, ha salvato un bambino che si era perso, insomma questi gesti restano, vedi? Noi adesso stiamo parlando di lui dopo 13 anni, ma perché? Perché abbiamo fatto un gesto importante, che sembra poco, ma importante, e vale per sempre, resta per sempre. Certo. E non muore, come diceva Gabriella, non muore, non c'è una fine, non c'è una fine, c'è un proseguo che appunto sono solo regali belli ed emozioni belle che si possono regalare alle persone. È questo che dobbiamo fare nella nostra vita, se no che senso ha? Che senso ha? Sì, sono molto convinta di questo. Lo eravamo molto io e Pier, quindi sai, avevamo fatto anche un nostro cammino personale, tutto quello che vogliamo, metterci insieme come coppia, per cui io per questo sono orgogliosa. E questo cioè io e poi i miei figli, perché sai, dopo quella volta erano bambini, adesso hanno 26 e 21 anni, 22 quasi Giovanni, per cui cioè adesso non ci sono qua perché fatalità avevano degli impegni, ma sapere che poi parlo del loro padre, secondo me, cioè, di quello che abbiamo fatto, è una cosa è un gesto che resta sempre, che non è stato scelto prima in vita dal padre, sì, in qualche modo, ma non è una cosa che ha fatto lui, è una cosa che poi abbiamo deciso anche noi. Penso che lui l'avesse scelto con i gesti che faceva quotidianamente, perché a volte non è scritto, ma noi chiediamo ai familiari di interpretare com'era la persona in vita, e quindi è un proseguo assolutamente naturale, no? Quando tu chiedi com'era la persona e uno in vita si è sempre comportato così, è quasi il proseguimento naturale, no? Sì, è chiaro. E quindi, è vero. Sì, sono orgogliosa. Bene, ecco. Bene, grazie Valentina di questa testimonianza, che poi sai, a volte mi fa pensare, perché io ho 3 bambini, no?
ogni volta dico, ma non so se sono un buon papà, però credo che è vero, al di là delle parole, contano veramente i fatti per Assolutamente. i ragazzi, contano i fatti, sono quelli che poi segnano la strada e danno l'esempio, ecco. Sì, Certo. sì, assolutamente. Poi sai, nel nostro caso lui era una gran persona, aveva fatto un suo percorso lavorativo veramente importante, ma non solo, non è solo quello che fa un uomo, ci vuole anche altro, insomma. Quindi noi, sai, tutti gli onori e tutti i meriti da parte della polizia ci sono stati, perché per carità, però ci vuole anche altro, ci deve essere quello che è dentro la persona, che fa la divisa è solo una parte esterna, quindi Certo. è chiaro Certo. questo. Va bene? Grazie di questa testimonianza. Gabriella, questo periodo che cosa ti ha insegnato? Allora, questo periodo mi ha insegnato a sfruttare ancora di più la parola umanità, che ne abbiamo tutti tanto di bisogno. Mi ha insegnato a usare dei gesti diversi, dall'abbraccio che noi usiamo con i familiari, dal bacio, dal trovarsi e stare insieme. Mi ha insegnato ad usare di più il sorriso tramite gli occhi, un gesto con la mano per dire sono vicino a te, e tanti altri modi per far sentire le persone vicine. Anche in ospedale, vedere persone in rianimazione che non hanno i propri cari vicino, a me fa molto male al cuore, però siccome gli occhi passano tra la mascherina e il copricapo, si possono benissimo usare per far sentire alla persona che siamo lì con loro. Noi glielo diciamo anche a voce, siamo come vostri familiari, e con i guanti e tutto lì accarezziamo e tutto, e penso che mi ha insegnato a essere ancora più umana, perché penso che sono in una situazione ancora più difficile da soli. E mi ha insegnato a dare ancora più notizie ai familiari tutte le volte che è possibile, perché a loro basta anche solo sentire hanno dormito bene, si sono un po' riposati, e tante volte manca il tempo tecnico nell'emergenza, ma sono cose fondamentali, perché magari una persona aspetta tutta la notte una telefonata che ti dica il mio caro ha riposato, è stabile, sta bene, una parola. E tante volte noi sanitari ce ne dimentichiamo un po' per la corsa che c'è in emergenza, ma non dobbiamo mai dimenticarci di questo, perché è fondamentale per chi aspetta dall'altra parte, anche solo una parola. Grazie. Grazie. Valentina, mentre questo periodo tu come l'hai vissuto? Io l'ho vissuto, ho avuto mio papà purtroppo, mio papà aveva 85 anni, era già, diciamo che non era, insomma, aveva vissuto una vita, io ho perso anche un fratello, abbiamo avuto una vita un po' complicata, diciamo. E mio papà ha 85 anni, insomma, era un po' stanco, diciamo così, si era rotto il femore 2 anni fa, insomma, è stato un po' così. E si era aggravato a settembre, però abbiamo deciso, per come diceva, stavo ascoltando Gabriella, ma abbiamo deciso di tenerlo a casa, di non portarlo da nessuna parte, quindi mi sono accollata insieme con mia mamma e con l'aiuto così a volte di qualche persona di tenerlo a casa, di accudirlo lì. E lo abbiamo accompagnato anche qui, è morto 40 giorni fa. E quindi ho vissuto questo periodo un po' così, diciamo, assistendo lui, cercando di non ammalarmi, devo dire, ma sono stata fortunata, anche i ragazzi devo dire che sono stati fortunati, per cui certamente non ci siamo fatti, non siamo andati a chissà dove, però ho fatto questo, diciamo, ecco, abbiamo preferito fare così, non portarlo da nessuna parte, perché poi non l'avremmo più visto e io non volevo questo, insomma. E c'è anche in questa fase, se si può scegliere di accompagnare, come diceva Gabriella, chi va alla morte, c'è anche cercare la bellezza in questo, il modo migliore. E con mio papà sono riuscita a farlo, devo dire, non sono riuscita con mio marito perché
in un incidente stradale. La cosa che mi è mancata sempre molto è il fatto di non essere stata lì e di non averlo accarezzato, come dicevi tu, Gabriella. Sì. Perché quando ci si sposa o comunque si è innamorati, sai, vorresti accompagnarti fino alla fine, nel bene e nel male, come si dice, in buona e cattiva sorte, come si dice. Ma quel pezzo lì mi è mancato, e con mio fratello, insomma, un po', lui è stato malato di tumore, per cui insomma l'ho accompagnato, ma era sposato, per cui è sempre mio fratello, aveva una moglie prima di me, insomma, giustamente. Con mio papà invece devo dire che abbiamo scelto di accompagnarlo nel suo letto, in casa sua, e circondato da me, da mia mamma e dalle persone più vicine. Insomma, ecco, quindi è stato un periodo un po' difficile, mi sto riprendendo adesso, sono stato faticoso anche un po', però sono felice in questo, anche qua sono orgogliosa in questo. Va veramente. Però insomma sì, perché dopo con ogni tanto dico che ho un'esperienza anche in questo, e quindi se si può scegliere, ho scelto così, e sono contenta che lui sia morto nel suo cuscino e nel suo letto, insomma, e circondato da noi, ecco. Per cui il mio periodo è stato un po' così, perché poi lui era da quest'estate, insomma, sì, era un po' stanco, e quando loro si sentono stanchi poi a fine vita vogliono proprio concludere la vita, e io gliel'ho anche permesso, perché l'accanimento non porta a niente. Io sono credente, ma l'accanimento non è concepito per me in questa cosa. Bisogna anche che la vita ha un suo percorso e un suo fine vita, però in questo fine vita è giusto dargli dignità e amore. Ecco, questo. Certo. Grazie di queste Niente, mi dispiace che ho testimonianze. concluso con questo pensiero un po' triste, ma non volevo, ecco, non volevo. Non era No, ma credo che i messaggi che tu hai dato siano davvero molto profondi e guarda, permettimi di dirlo anche, di traspare una certa serenità. Sì, Traspare una certa serenità, anche se la vita ti pone di fronte a sfide molto molto difficili. Sì. Molto molto difficili. Penso che sia un grande insegnamento per tantissime persone che magari a volte danno per faticano anche scontato delle per cose. problemi molto meno gravi, devo dire. Sì, la vita mi ha tolto tanto, sai, io devo dire sempre, perché però mi ha insegnato, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato un po' a capire. Noi abbiamo una situazione fortunata, io e i miei figli, perché comunque Pier aveva lavorato, l'abbiamo aiutato a far quello che poi lui era arrivato, e quindi abbiamo una vita serena in questo. Ci manca tanto altro, però dobbiamo sempre considerare quello che abbiamo, che è stato tanto e che è tantissimo, è tantissimo. Io su questo non posso dire niente, anzi, e mi permette anche di curare mio papà, curare mia mamma adesso, perché comunque mia mamma è rimasta da sola, anche se è in gamba, insomma, vive vicino ai miei zii, per cui ha una situazione anche buona, però insomma è rimasta da sola. Ci sono delle cose che ti fanno sorridere, dobbiamo cercare sempre il bello in tutto quello che ci accade, secondo me. Lo so che non è facile, cioè, lo dico io, ma ogni tanto anch'io mi arrabbio per non dire una parolaccia che ogni tanto mi scappa, però sì, penso sempre, siccome io sono, se lo posso dire, ma sono molto religiosa, penso sempre a Gesù, che nella sua passione anche lui ha detto, beh, insomma, papà, che era Dio, toglimi un po', basta sta roba, perché non è che proprio sono felice di attraversarla, però, cioè, vedi tu, se devo farlo, però tu mi accompagni, e questo è sempre stato il mio motto. Io attraverso, però qualcuno mi deve aiutare, cioè ci deve essere qualcuno che mi aiuta, se non tu, Dio che sei su, e qualcun altro, insomma, è chiaro questo, perché da soli facciamo tanto, ma non riusciamo a fare tutto,
non ne esci. Con la forza di volontà c'è il motto aiutati che il cielo ti aiuta, e sono sicura di questo, però l'altra metà la fa il cielo, cioè tu fai la tua parte, ma una parte la deve fare lui, e lo pretendo anche a volte. Grazie di cuore di queste testimonianze. Il tempo è volato perché siamo ormai intorno alle 2:30, quindi dobbiamo chiudere, però chiudiamo credo con un messaggio, quello di Valentina: cerchiamo sempre il bello della vita e nelle cose e nelle persone, quindi direi che è questo un po' il pensiero e le parole del dono che oggi lasciamo alle persone che ci hanno seguito in questa puntata, che mi ha davvero molto emozionato, e quindi vi ringrazio tantissimo, davvero. Grazie. Allora, un bacione a Gabriella. Grazie, ciao. un bacione a voi. Grazie di cuore di essere stata qui con noi. Grazie, un abbraccione grande a Valentina. Grazie Valentina. E un abbraccio anche ai tuoi figli. Sì, va bene. Riccardo e Giovanni. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito e un grazie. Davvero che il cielo sia sempre più blu per tutti noi. Noi ci vediamo giovedì prossimo con il dottor Colusso e parleremo del tema della fiducia, quindi dono e fiducia. Approfondiremo questi due aspetti. Grazie a tutti, un abbraccio forte, alla settimana prossima. Grazie. Ciao. Grazie.